Buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario in cui parleremo della certificazione delle competenze, un tema che abbiamo ampiamente affrontato anche ieri, che è il tema centrale di questa stagione, anche sulla base delle indicazioni del nostro Premier Draghi sul PNRR, che mette al centro l'alternanza scuola-lavoro e quindi anche la certificazione delle competenze che poi derivano dall'alternanza scuola-lavoro. E parliamo di due aspetti particolari. Da una parte la piattaforma digitale per i CV e quindi per i curricula, e poi la piattaforma digitale per la certificazione di origine e vedremo, scusate, no, la piattaforma digitale per la gestione delle competenze. Parleremo anche di un progetto particolare sulla certificazione delle competenze per la gestione delle buste paga e per il rilascio dei certificati di origine delle merci. Quindi aspetti molto particolari, un seminario molto pratico in cui andiamo dentro ad alcuni aspetti fondamentali della nostra economia. Quindi vediamo come i nostri ragazzi poi si preparano per affrontare l'economia dell'oggi e l'economia del domani. Abbiamo qui due persone, Alessia in capo di IFOA, che è un ente di formazione delle Camere di Commercio. Ciao Alessia, e ci parlerà di una piattaforma che è stata messa a punto per la gestione dei CV, cioè dei curriculum vitae dei ragazzi, quel pezzo di carta che racconta la storia del ragazzo. Alessia, come funziona questa piattaforma e come si chiama soprattutto? Allora, la piattaforma è Excelsior per il placement e praticamente è il nuovo servizio online di Union Camere che in collaborazione con IFOA ha creato questa piattaforma digitale che permette l'intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro. E tutto questo avviene grazie al supporto delle Camere di Commercio. Il servizio ha una duplice faccia, quindi lato utente, studente che si iscrive e lato Camera di Commercio. Allora io vorrei brevemente mostrarvi entrambe queste facce di questo servizio. Allora l'utente, quindi la persona o lo studente che Quindi cerca lo studente, lo quindi lo studente studente. fa www, ricordiamolo. Ho messo sì appunto il link che potete Ok, trovare. va su questo libro, quindi Job Before, eccetera, Esattamente, entra e può caricare il suo CV. si Ok. iscrive Mhm. e nel momento in cui si iscrive abbiamo fatto una piccola screenshot Perfetto. di com'è la piattaforma, inserisce tutti i suoi dati, i campi con l'asterisco sono quelli obbligatori, come potete vedere. Qua abbiamo il nostro studente Bruce Wayne. Ah, Bruce Wayne l'avete chiamato, Sì. Tipico studente italiano. Esattamente. Tipico, ok. Una cosa molto importante. Amico di Bruce Lee. Una cosa molto importante è che la piattaforma è stata oggetto di una sperimentazione e questo ha permesso anche di introdurre il curriculum dello studente, che ricordiamo essere comunque fondamentale per gli studenti della classe quinta superiore. Quindi oltre a caricare i propri dati, lo studente potrà anche andare a caricare il curriculum sia in versione Europass che in versione curriculum dello studente. Quindi fare un upload di queste tipologie di Quindi curricula. diciamo che deve essere uno studente all'ultimo anno delle scuole superiori. Ma può essere anche uno studente al terzo, quarto, Ok. comunque, perché c'è anche la possibilità di inserire le esperienze di PCTO e di alternanza scuola-lavoro, però in particolare chi è in classe quinta ha la possibilità di aggiungere, non è un campo obbligatorio, il curriculum dello studente. Questo è molto Quindi è un interessante extra. perché la domanda che io mi pongo è: un ragazzo che ha 16 anni, una ragazza 16, 17 anni, che curriculum può avere, che cosa può scrivere? E la risposta che tu mi dai, oltre al percorso di studi, sono il percorso di alternanza scuola-lavoro. Sì, infatti vediamo da questa schermata che c'è proprio la possibilità di aggiungere, questi non sono campi obbligatori, per cui comunque lo studente che ha fatto questo percorso può inserire tramite compilazione l'ente presso cui, l'azienda presso cui ha fatto questa esperienza, per cui comunque può andare a compilare dei campi molto importanti. E è stata aggiunta anche una parte di competenze trasversali,
come vediamo da questa schermata, all'interno del quale può autovalutarsi. Quindi questo è quello che lo studente può fare. Per esempio una competenza trasversale qual è? Per esempio tutte le soft skills, quindi parliamo di lavoro di gruppo. Quindi io posso dire, io sono la studentessa Maria Bianchi, ho 16 anni, ho fatto questo percorso di studi, ho fatto questo tipo di alternanza scuola-lavoro e penso di essere brava a lavorare in gruppo. Questo è. Sì, c'è Ok. un'autovalutazione. Quindi è molto importante poi che si acquisisca anche una consapevolezza di quello che si è da parte dello studente. Sì, certo, questo sicuramente è difficile autovalutarsi anche per noi adulti. per noi che lavoriamo nel settore, Esatto. quindi figuriamoci per i ragazzi, però comunque è un campo extra che permette appunto allo studente questa autovalutazione. Invece dall'altro lato della medaglia vediamo noi abbiamo visto il lato lo studente, andiamo esattamente. al lato Camere di Commercio che vanno a guardare questi curricula. Esattamente. La Camera di Commercio richiede le credenziali tramite un format specifico e dopo il rilascio delle credenziali può accedere al portale che avrà una veste completamente differente, però attraverso l'accesso a questo portale ho messo, giusto per mostrarvi come è fatto questo nel momento in cui la Camera accede, può consultare i curricula caricati dagli studenti, può fare tramite dei filtri, può andare a selezionare studenti di istituto alberghiero per regione, piuttosto che età anagrafica, e può fare anche delle attività, oltre che di selezione, anche di informazione per eventi, piuttosto che attività formative. Quindi la Camera di Commercio dall'altra parte valuta questi curriculum per orientare sul lavoro, ma anche per informare gli studenti di eventuali corsi di formazione, orientamento, eccetera. Quindi è molto utile iscriversi. Quindi ragazzi che siete in ascolto, iscrivetevi, e professori che siete in ascolto, fate iscrivere i vostri ragazzi. Ma adesso veniamo invece a Marco Damiano di Union Camere. Voi anche avete una vostra piattaforma che invece certifica le competenze. Qui abbiamo visto la piattaforma dei curriculum e invece qui abbiamo una piattaforma delle competenze che si chiama... Allora, grazie, la piattaforma si chiama certificacompetenze.camcom.it. Adesso la vediamo anche. Eccola qui. E potrebbe essere interessante utilizzare questa piattaforma perché se io certifico alcune competenze le potrei poi andare ad inserire sul curriculum che è nella banca dati della piattaforma di Alessia, di cui parlava Alessia prima. Che non è che è sua personale, però lei ci lavora. Assolutamente, lei è un'ottima front runner per quell'iniziativa. Quindi, tramite questa piattaforma che cosa possiamo fare? Se io faccio esperienze di alternanza, stage, tirocini su alcuni ambiti specifici che abbiamo già individuato e che andiamo via via ad arricchire, posso collegarmi a questa piattaforma, registrarmi, inserire alcuni dati, il minimo indispensabile, e fare delle prove online, dei test di conoscenza, delle prove di abilità, testo anche le mie competenze trasversali collegate a competenze tecniche, e se ho successo, se supero il test, ottengo poi un open badge e un attestato di competenza che posso poi diffondere. Quindi sui l'open social. badge è una specie di medaglia sul campo, cioè tu hai avuto la certificazione, questo è l'open badge? Sì, diciamo un open badge è un'immagine in cui mi dice per quale competenza ho ottenuto questo risultato, e poi ci sono una serie di dati collegati, il nome della competenza, il tipo di prova che ho fatto, quando, Fammi la un durata. esempio di competenza. Allora, ad esempio, abbiamo sviluppato delle competenze in ambito digitale, tipo collaborare attraverso le tecnologie digitali. Ok, quindi lo studente, 16 anni, la famosa Maria Bianchi di cui parlavamo prima, si mette il curriculum di qua, però ha fatto anche l'alternanza lavoro, si iscrive, fa delle esperienze, si iscrive alla tua piattaforma, la piattaforma che gestisce Union Camere, e riesce a avere questo badge. Dice tu, Maria, sai gestire, hai delle competenze digitali. Sì, noi chiederemo a Maria darci delle evidenze, ad esempio il percorso di alternanza, la Camera di Commercio attraverso una segreteria valuta le esperienze, se sono coerenti la ammette al test, la persona fa il test, e se il test viene superato ci sarà poi una commissione nominata dalla Camera di Commercio che valida il processo e rilascia l'open badge, che poi lo studente si ritrova nell'area riservata
a cui prima si era iscritto, e da lì poi lo può socializzare e diffonderlo. L'ultima domanda, lo studente che ha fatto questo percorso, prima nella piattaforma del curriculum, poi nella piattaforma delle competenze, poi ha una marcia in più nel mondo del lavoro? Riteniamo di sì, perché queste esperienze le stiamo portando avanti da un lato in collaborazione con le scuole, con alcune reti di scuole in particolare, ma anche con le associazioni di categoria. Quindi anche le prove che fanno sono state definite da esperti sia del mondo della scuola ma anche del mondo del lavoro. Quindi riteniamo che ci possa essere questa marcia in più. Bene, vi ringrazio moltissimo e chiamo i prossimi relatori, perché qui cambiamo argomento. Chiamo Pietro Scola della Camera di Commercio di Verona e Massimiliano Zanetti dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Cambio di microfoni. Eccoci qui, potete togliervi le mascherine perché siamo distanziati qui da tutti quanti, siamo nelle nostre bolle e qui parliamo di un altro tema molto importante. Allora, sembra incredibile, ma nasce il lavoro organizzato, nascono le buste paga, cioè quel documento che ti dice quanto guadagni e quali sono i tuoi accantonamenti, quindi tutta la tua situazione, la tua radiografia del tuo stipendio, e però mancano in Italia persone in grado di fare queste buste paga, perché sembra una banalità fare una busta paga, in realtà è un mestiere molto molto più complicato di quanto possiamo immaginare, ed è stato, quindi è veramente una grandissima opportunità di lavoro per gli studenti italiani, quindi studenti che siete in ascolto, professori che siete in ascolto, genitori che siete in ascolto, prestate orecchio, perché questo è veramente un filone molto interessante per trovare un lavoro, anche un lavoro di soddisfazione. Proprio su questa mancanza di esperti per le buste paga nasce un progetto della Camera di Commercio di Verona, ideato da Pietro Scola, che ti è venuto in mente in tempi di pandemia. Hai avuto questa illuminazione, folgorato dalla busta paga. Che ti è successo? Comincio un po' indietro, nel senso che noi come Camera di Commercio non ci eravamo mai occupati di questo tipo di materia, alternanza scuola-lavoro, e improvvisamente c'è stata una riforma normativa che ha attribuito alle Camere competenza in questa materia, orientamento, alternanza scuola-lavoro. Quindi all'inizio siamo partiti non sapendo nulla di tutto questo. La nostra prima preoccupazione come Camera di Commercio era quella di mettere in contatto il mondo del lavoro con le scuole, perché essendo diventato un obbligo normativo, le scuole si sono trovate improvvisamente nella difficoltà di riuscire a collocare migliaia e migliaia di studenti in aziende del territorio. Quindi noi come Camera di Commercio Ci fanno segno di avvicinare il microfono perché si sente poco. Sì, ecco. Noi come Camera di Commercio ovviamente abbiamo il mondo delle imprese. A questo punto ci siamo organizzati per favorire il matching e quindi collocare quanti più ragazzi possibile, questo all'inizio. Quindi istituti commerciali, come si chiamano questi No, istituti? tutte le scuole. Tutte le scuole. Per questo progetto buste paga poi. Adesso poi arriviamo a questo. Allora, inizialmente quindi noi non ci preoccupavamo della qualità delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, perché eravamo concentrati sulla massa. Poi le scuole hanno cominciato a rodare il meccanismo, hanno cominciato effettivamente a trovare la collocazione, non c'era più questa esigenza. Quindi con i miei collaboratori abbiamo cominciato a ragionare di mettere in piedi dei progetti che avessero un valore qualitativo particolare. È un po' nato casualmente. In un colloquio che abbiamo avuto con i consulenti del lavoro è emerso così a un certo punto che mancava questa figura sul mercato, la figura di esperti nella compilazione delle buste paga. Sembra una cosa incredibile, ma è così. Sembra incredibile. Infatti, perché le buste paga vengono fatte, però è difficile reperire nuove persone che possano fare questa attività. Allora, da lì è nata ovviamente l'idea. Utilizziamo lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama il CDO, no? E facciamo fare a dei ragazzi un'esperienza negli studi, della formazione, un progetto su ambito biennale, in modo da portarli a acquisire questa competenza fuori dall'ambiente della scuola, perché la scuola appunto non dà questa specifica competenza, ma naturalmente questo in collaborazione con i consulenti del lavoro e l'ufficio scolastico provinciale. Quindi abbiamo creato un po' questo gruppo con cui abbiamo progettato questa cosa. La cosa importante è che alla fine di questo percorso
questi ragazzi avranno la possibilità di accedere alla certificazione delle competenze, quello di cui parlavate poco fa. E naturalmente qui siamo in contatto con l'Union Camere, l'idea è di utilizzare la piattaforma di cui avete parlato poco fa e quindi arrivare alla fine di tutto questo percorso a rilasciare come Camera di Commercio, Ufficio Scolastico Provinciale e Consulenti del Lavoro un certificato che attesta che quel ragazzo è capace di compilare una busta paga. Quindi nel momento in cui andrà sul mondo del lavoro, questa figura richiesta dovrebbe essere un punto in più, un vantaggio. Quindi scusa, fammi capire, può essere anche un diplomato? Sì, Non assolutamente. necessariamente un laureato? No, anzi, diciamo che noi stiamo lavorando sui ragazzi che usciranno dalla scuola e quindi saranno diplomati. Poi potranno anche andare all'università, ma comunque Non c'è loro... dubbio, però già lo potrebbero fare, lo possono fare. Assolutamente sì. Bene, qui siamo con Massimiliano Zanetti dell'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Qual è l'identikit della persona che fa le buste paga? Quindi diciamo può essere un diplomato, raccontiamo qualcosa ai nostri studenti e ai nostri professori. Grazie. Allora sì, certo, può essere un diplomato, non è necessaria assolutamente la laurea, sono necessarie però delle competenze. Quindi una scuola commerciale ovviamente. Certo, certo. È chiaro che si inserisce meglio in un contesto come quello di un percorso scolastico, no, dell'istituto tecnico commerciale, perché quantomeno alcune nozioni di base, quelle ci sono già. Questo percorso di studi tratta già la gestione del personale e le buste paga, ma lo fa in un modo non approfondito, non sufficientemente approfondito. Ed è chiaro che necessita un'integrazione, necessita un approfondimento. Ed è proprio in questa direzione che abbiamo pensato, insieme con la Camera di Commercio e con l'Istituto Scolastico, di intervenire. Per quanto ci riguarda come categoria, è una risorsa di cui abbiamo estremo bisogno, perché nonostante l'informatizzazione della gestione del personale e delle buste paga, che ha rivoluzionato in questi 30 anni il modo di lavorare, contemporaneamente si sono complicate, strutturate e sono diventate sempre più complesse le necessità di gestione del personale e quindi abbiamo bisogno di una formazione minima di base di quelle competenze che poi permettono di costruire un percorso successivo sul lavoro che porti al completamento delle competenze e delle conoscenze. Ed è stato proprio in questo senso che insieme con la Camera di Commercio e con l'Istituto Scolastico di Verona abbiamo iniziato questo percorso. Noi abbiamo un bisogno assoluto di inserire nel mercato del lavoro figure che possano aver acquisito una certa competenza in merito e ci riteniamo sicuramente soggetti più che validi come portatori di competenze tecniche in questo ambito che è quella del consulenza del lavoro. Giusto per capire, se si sbaglia una busta paga, che succede? La risposta, quella più immediata, è che se si sbaglia la busta paga c'è qualcuno che ci ha rimesso dei soldi, quindi o ce li ha rimessi o è stata una perdita per il datore di lavoro o è stata una perdita per il dipendente. O anche per lo Stato, perché magari è l'INPS, certo. perché Però, ha avuto troppi contributi, per esempio, quindi per tutti noi la fiscalità generale. Non è forse questo l'aspetto più delicato. Teniamo presente che la parte, quella previdenziale e assistenziale, è sempre più complessa. Se teniamo conto che l'INPS riceve sempre più dalle innovazioni normative compiti e obblighi di prestazione di servizi, tutte queste informazioni vengono raccolte attraverso dei flussi informatici che spesso escono dagli studi dei consulenti del lavoro e elaborati dal proprio personale. Questi dati devono essere assolutamente corretti, perché altrimenti creano dei danni anche importanti per quanto riguarda i servizi che vengono erogati poi dall'INPS in questo caso, che sono spesso e volentieri dei servizi che riguardano la sopravvivenza. Se io sbaglio l'informazione in merito alla maturazione della NASPI, vedi indennità di disoccupazione, giusto per capirci,
è chiaro che quel soggetto, quella famiglia che dovrebbe beneficiare in tempi ristretti di un sostegno economico vitale potrebbe non riceverlo, e quindi da questo punto di vista è assolutamente necessario che ci siano le competenze tecniche e le capacità, anche le abilità per poter gestire al meglio questo tipo di gestione. E quindi ci saranno dei ragazzi, che qui ne vedo alcuni, sono molto contenta che ci siano dei ragazzi con noi che sapranno fare questo lavoro, ed è un lavoro appunto molto ricercato, e a quel punto si ha anche un potere contrattuale, diciamo, perché se è un lavoro ricercato puoi anche farti pagare bene. Certo, è anche un'attività lavorativa che dà delle soddisfazioni anche da un punto di vista economico. E questo è anche un aspetto importante, perché è bello lavorare, ma è bello anche vedere riconosciuto il proprio lavoro. E spesso quando si fanno le scelte di studio, di lavoro, si scelgono delle attività che magari si fanno in famiglia o si vedono, e non si ha molto l'idea di andare a scegliere delle attività che sono effettivamente ricercate nel mondo del lavoro. Se poi noi riusciamo a mettere insieme una nostra passione con qualcosa che effettivamente sul mercato serve, abbiamo fatto tombola e abbiamo trovato un lavoro interessante che ci sarà sempre, perché sempre ci saranno lavoro, lavoratori, si spera, ma sempre comunque le buste paga. Certo. Bene, vi ringrazio moltissimo per la vostra chiarezza, bellissimo, bellissimo progetto. Adesso passiamo al lato scuola. Vi ringrazio, chiamo Laura Parenti dell'ufficio scolastico di Verona, insieme a due studenti, Vittoria Donadelle e Samuele Sibilli. Eccoli qui, finalmente abbiamo dei ragazzi con noi, siamo molto molto contenti di avervi con noi. Cominciamo con Laura Parenti, poi arrivo a voi ragazzi. Laura Parenti, come è stata realizzata questo progetto degli esperti di buste paga, lato scuola ovviamente? Certo. Allora, la progettazione deve essere una coprogettazione, e questo progetto, che è nato comunque come progetto sperimentale, è stato coprogettato con l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro nella sezione di Verona, quindi Massimiliano Zanetti, quindi la che ha scuola parlato. che progetta insieme a quelli che fanno effettivamente questo mestiere. Esatto, questo è molto importante. perché c'è una corresponsabilità in questo Sì, senso. e poi così no? cominci a parlare la stessa lingua. Appunto, perché sennò questo- la scuola fa e i consulenti del lavoro fanno Z e non ci si incontra mai. Esatto, quindi diciamo che la progettazione però, per poter arrivare alla certificazione delle competenze, deve avvalersi di linguaggi standard, e quello che viene certificato dalla scuola e dalla Camera di Commercio in questo caso non è esattamente la stessa cosa, però noi dobbiamo trovare nella progettazione il punto d'incontro, la quadra. Allora, da una parte abbiamo stabilito dei compiti che sono stati individuati grazie appunto all'associazione, e dall'altra parte abbiamo referenziato questi compiti all'Atlante del lavoro come descrizione standard del lavoro. E Cos'è l'Atlante del lavoro? Che Atlante cos'è? del lavoro è Raccontiamolo anche ai nostri ragazzi che sono qui. è un prodotto di INAP, ed è la descrizione in termini organizzativi delle attività lavorative che sono esistenti. È ok. ancora in Quindi fase è la, di... la geografia del lavoro Esatto, italiano. Ok. esatto, è proprio la geografia, non a caso nella chiama home page Atlante. si trova proprio l'immagine. Ok. Dall'altra parte però la scuola ha i suoi documenti istituzionali che descrivono le competenze, ma non in termini di prestazione, quanto in termini di processo di apprendimento, perché la scuola ha gli esiti di apprendimento da raggiungere, e quindi punta più ad osservare il come lo studente collega il suo sapere formale a quello che poi gli viene chiesto di fare. Ok, la teoria e la pratica. Esatto, quindi nel progetto devono comparire entrambi questi aspetti, e infatti è stato proprio così. Dai compiti siamo risaliti a quello che farebbe un lavoratore in termini di attività. Aspetta un secondo che c'è il treno regionale che sta arrivando. Siamo alla stazione. Aspettiamo un secondo. Scusate, a casa abbiamo questo altoparlante ogni tanto, se no noi non ci sentiamo.
Arriviamo a casa, non vi preoccupate, non siamo morti o svenuti. Perché a casa non lo sentono, invece noi sì. E certo. Eccoci, Laura, vai. Ecco, quindi dicevo, la progettazione è proprio un lavoro che punta a far corrispondere le attività intese come compiti che sono scelte tra quelle che effettivamente il lavoratore svolge e le va a referenziare da una parte con la cosiddetta banca dati, che l'Atlante del Lavoro alla fine è una banca dati del mondo del lavoro, ma le mette in collegamento con quelle della scuola, quindi dimostrando a tutti gli effetti che quando si lavora in un contesto anche non formale, fuori dall'aula, si apprende e ci si riallaccia a quello che deve essere l'esito Si dell'apprendimento. completa una competenza secondo Appunto. questi due fili che sono la teoria e la pratica, che sono sempre intrecciati, e Certo. questo lo stiamo dicendo da ieri. Ma qui abbiamo quelli che veramente hanno fatto questa esperienza, due ragazzi, Vittoria Donadel e Samuele Sibilli. Vittoria, tu cosa studi? Economia. Economia Finanza e all'università? marketing. No, al Pindemonte, sono al quarto anno. Ok, economia, quindi all'Istituto Pindemonte. Di dove sei tu? Verona, Quanti anni hai? 17. 17 anni. E tu hai fatto questo progetto delle buste paga. Come ti sei trovata? Devo dire che è stato molto... mi ha insegnato sia l'ambito comunque personale per le conoscenze, perché comunque in futuro mi serviranno sicuramente per capire comunque come orientarmi nella vita, e quindi proprio a livello personale ma anche lavorativo, per essere informata comunque come funziona le buste paga, appunto. E Ma tu ci avevi pensato, hai detto io voglio fare l'esperta di buste paga, oppure ti sei No. svegliata la mattina così, oppure te l'hanno proposto e hai detto beh proviamo no, me questa l'hanno cosa? proposto, io allora ho detto Perché non è sì, che uno si sveglia la mattina voglio fare le buste paga, non è così, di solito l'astronauta No, diciamo. Ecco, infatti non è diciamo quello che volevo fare, però comunque è stata una bella esperienza, molto formativa, e mi è piaciuto anche, i collaboratori sono stati molto disponibili e bravi comunque nella spiegazione e tutto, quindi è stata comunque un'esperienza molto bella Molto e formativa. positiva. Sì, sicuramente formativa. E tu Samuele invece ti sei svegliato, voglio fare le buste da grande voglio fare le buste paga, oppure ti l'hanno proposto e hai detto ma perché no? Vediamo. Beh, no, sicuramente il sogno, diciamo, di ogni bambino è il calciatore, l'astronauta. Giusto? Quando ci hanno proposto questo progetto non eravamo tutti convinti all'inizio, ma successivamente andando avanti la convinzione diciamo, è salita con appunto le spiegazioni e le varie prove appunto che abbiamo fatto per fare una busta paga. Sicuramente abbiamo capito che ci serve per il nostro futuro, perché sapere come è fatta una busta paga è molto importante, infatti può aiutare anche per esempio i tuoi fratelli più grandi o i genitori a capire magari un calcolo di una tassa che appunto è stata sottratta dal totale, e quindi è molto utile per noi e per il nostro futuro. Senti, ma voi due siete bravi con i numeri, immagino? Perché io penso che mi inseguirebbero quei forconi se facessi una cosa del genere. Abbastanza, cioè comunque devi stare attento a ogni singolo passaggio che fai, perché un minimo errore può fare danni. Cioè, poi il lavoratore ti viene veramente a sì. inseguire sotto casa. Ma tu hai ansia da prestazione oppure riesci a gestirla questa cosa tranquillamente? Beh, dipende, comunque un po' agitata sì, però riesco a gestirla. Tu invece sei bravo con i numeri, sempre stato bravo in matematica? Sì, abbastanza, dai. E sicuramente aver lavorato in gruppo ci ha aiutato a mantenere la tranquillità generale, appunto, e non avere ansia. Ma avete lavorato con tutti questi ragazzi che vedo qui? Siete voi il gruppo pilota? Sì, anche altri che oggi Avevamo due purtroppo... gruppi, due bei gruppi grandi. Quanto è durato questo progetto? Circa 3 settimane. 3 settimane in cui siete andati in azienda a Vittoria? Sì, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il turno dalla mattina. Quindi invece di andare a scuola come funzionava? Raccontami la giornata tipo. Allora,
appena finita la scuola appunto abbiamo iniziato questo progetto. Quindi a giugno si è fatto questo Sì, a progetto? giugno. Ok. E appunto è durato 3 settimane, noi ci svegliavamo alla mattina. Aspetta un attimo, Vittoria, che c'è il treno, ferma lì. Aspettateci a casa, arriviamo tra poco. C'è un annuncio. Ecco, appunto l'azienda Vecomp ci ha ospitato, ci ha fornito il materiale per appunto portare a termine questo progetto. E Avevate un tutor? sì, avevamo dei tutor, Ok. a lezione più o meno erano 2-3 tutor che comunque ci spiegavano come funzionava e come procedere per E invece Samuele, tu come ti sei trovato a fare vita di azienda, proprio da vecchio, sta cosa da boomer, come ti sei trovato? Beh, sicuramente all'inizio un po' di lamentele c'erano perché il svegliarsi presto tutti Vabbè, i a giorni. scuola ti svegli pure prima, scusa. Sì, ovviamente, però a scuola c'è un ambito lavorativo diciamo meno producente per quanto riguarda il livello pratico. Mentre lì continuare appunto a fare buste paga e i vari cedolini all'inizio è stato un po' ansioso e ripetitivo, ma successivamente abbiamo capito che comunque era molto divertente e informativo per noi soprattutto. Quindi orario, andavi al lavoro a che ora? Allora, Con la 24 ore andavi con la valigetta? no, eravamo divisi in 2 turni, uno la mattina dalle 9 all'1 e Vabbè, uno... si fa, dai, da luna Sì, si fa sì. però, dai. E uno dalle 2 alle 6 Ok. e comunque il tempo, diciamo 4 ore, non erano proprio una giornata lavorativa completa, però lo sentivamo il peso. Quindi lavorare stanca. Sì. C'è un famoso romanzo. Ok. Tu preferivi, Vittoria, turno di mattina o turno di pomeriggio? mattina sicuramente. Mattina? Sì. Ah, quindi sei una mattiniera? Sì, più Tu? fresca. Io mattina, perché il mattina? pomeriggio c'era troppo caldo veramente. Ah sì, quindi mattina così poi il pomeriggio potete fare altre cose. Ok, e poi i vostri colleghi di lavoro, questi vecchioni, vi andavate a prendere il caffè alla macchinetta? No, in verità Queste non cose da erano vecchi? tutti vecchi. No, erano anche abbastanza giovani comunque e anche loro molto disponibili e veramente bravi nella spiegazione e ci hanno supportato. Ok, e quindi è stata anche per loro un'esperienza, immagino Laura, bella per i lavoratori di trovarsi dei ragazzi. Sì. Allora, voglio dire però che questa esperienza che hanno fatto è stata praticamente la sperimentazione di ciò che avevano appreso in formazione. Il progetto non è finito, ci sarà anche quest'anno e quest'anno andranno veramente sul campo, cioè Sempre negli loro? studi. Gli Sì, stessi? perché è un progetto biennale e allora entreranno in studi di professionisti dove Quindi saranno commercialisti, coinvolti. consulenti del lavoro. Esatto. Ok. Quindi sarà il completamento che poi ci avvicinerà alla certificazione delle competenze. Quindi molto interessante perché il progetto a questo punto è completo, c'è la parte a scuola, poi c'è la parte in azienda e poi c'è la parte nello studio professionale. Sì, ecco. Quindi è un modo per vedere il tema da Esatto, da ma tutti i anche punti di l'azienda vista. ha dato la possibilità di sperimentare la parte informatica, questo è stato fondamentale. Perché ci sono dei gestionali, immagino, per assolutamente. gestire le buste paga. Assolutamente. Bene, molto interessante, complimenti a voi due, a questi ragazzi, complimenti anche a questi altri ragazzi che salutiamo, che sono di fronte a noi, che da casa non vedete, che hanno fatto lo stesso esperimento e complimenti a te Laura che li hai accompagnati in questo bellissimo percorso. Quando si riesce a mettere insieme la scuola e il lavoro poi ci si diverte tantissimo perché si diverte il mondo del lavoro perché finalmente un po' d'aria fresca perché non se ne può più e si diventano ragazzi perché secondo me poi dietro le quinte prendevano in giro noi boomer, immagino. Però non ce lo diranno mai perché sono simpatici e molto gentili. Grazie ragazzi. Un ringraziamento è d'obbligo ai colleghi che
che sono i loro insegnanti, io ho fatto un ruolo di consulente in questo, nella professori. progettazione, però i professori, ecco, E anche alle aziende che li hanno ospitati e alla all'azienda, Camera di ecco, Commercio che ha messo insieme tutto questo a tutti. meccanismo. È un lavoro di squadra. Poi si dice che per educare un bambino serve un villaggio, e questo è vero, e quindi anche per far crescere dei ragazzi serviamo tutti quanti noi, tutti dobbiamo fare un pezzettino e restituire quello che abbiamo avuto. Certo. Grazie, benissimo, grazie mille a questi ragazzi. Restate con me, non mi abbandonate, perché adesso almeno non sono sola, restate qui con me, ecco, voi almeno voi due state qui con me. Abbiamo, adesso aspettiamo un attimo che c'è sempre il regionale. Scusate, a casa adesso arriviamo. Allora ragazzi, rimanete con me così mi aiutate. Nel ruolo anche di moderatori lo acquisiamo qui sul campo. Adesso facciamo un'altra cosa, parliamo di un altro argomento che è la certificazione di origine. Le merci girano per il mondo e hanno bisogno di un passaporto per girare per il mondo. Un altro argomento molto interessante. Abbiamo due esperti che sono online, Diego Rebesco della Camera di Commercio di Vicenza e Anna Maria Cardi dell'Ufficio Scolastico di Vicenza. Chiamo Diego Rebesco che dovrebbe essere online. Ci sei? Eccolo! Ci sono. Eccolo. E allora, Buongiorno a tutti. buongiorno. Allora tu ci racconti e racconti ai ragazzi che sono qui, quindi è una grande responsabilità. Cosa sono i certificati d'origine e come avete gestito questo progetto? Sì, prima di partire io ho l'obbligo di far partire un video di saluto del dirigente dell'ufficio scolastico di Vicenza. Adesso faccio partire, spero funzioni tutto. Buongiorno a tutti i partecipanti all'edizione 2022 del Gioco Orienta. Sono il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Vicenza, Carlo Alberto Formaggio, e vi porto i saluti dalla nostra città. Siamo qui a verificare e soprattutto a celebrare un protocollo di intesa che abbiamo stabilito con la Camera di Commercio della nostra città, che sta funzionando molto bene ormai da 3 anni. È un protocollo che si collega con quella che è la normativa vigente, e cioè quella di fortificare a livello di una forte sinergia per alcuni progetti che vanno a implementare l'offerta formativa all'interno degli istituti, in particolare gli istituti superiori. Quello che abbiamo lo scorso anno portato avanti sono stati dei progetti che praticamente collegati alla realizzazione all'interno delle scuole di modelli replicabili di progettazione basati proprio sulla descrizione di standard di lavoro e delle competenze prese proprio dal quadro nazionale delle qualificazioni. Ma soprattutto è stato quello l'obiettivo di sperimentare una procedura di certificazione delle competenze acquisite in un ambito non formale. Da qui è scaturito una bellissima idea che è stata portata avanti dall'Istituto Superiore di Vicenza, l'Istituto Tecnico Economico Pasini di Schio, sul tema delle certificazioni di origine. Infatti i ragazzi, guidati appunto dagli esperti della Camera di Commercio, dopo una formazione d'aula hanno effettuato delle esperienze online, in questo caso proprio per il discorso che ha bloccato appunto la possibilità dei ragazzi di uscire in maniera continuativa, delle esperienze presso aziende del territorio nell'ambito in particolare del commercio estero e soprattutto poi anche con la forte collaborazione della sede di Schio della Camera di Commercio, che si occupa della emissione di tali certificati. Questa competenza non è una competenza che viene acquisita durante il percorso tradizionale del tecnico economico, e quindi è stato veramente
plusvalenza che abbiamo dato a questi ragazzi che hanno appreso praticamente in maniera ottimale quello che avviene proprio poi a livello pratico nel mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo fondamentale del protocollo di intesa, cioè dare la possibilità ai ragazzi delle scuole, naturalmente con una selezione e una volontà da parte delle scuole di partecipare alle progettazioni, dare qualcosa in più, dare qualcosa che li avvicini e li porti al mondo del lavoro con una preparazione proprio acquisita verso la professionalità. Io devo ringraziare di cuore la Camera di Commercio di Vicenza, per tutte le persone che stanno seguendo il progetto, e pure anche il mio ufficio all'interno della nostra struttura che segue tutti i percorsi di CTO, in particolare la professoressa Anna Maria Carli che lo sta seguendo in maniera molto continuativa. Anche quest'anno abbiamo una serie di iniziative importanti che hanno una forte ricaduta nelle scuole vicentine e questo sicuramente darà ancora più lustro alla nostra offerta didattica, ma soprattutto darà la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi in maniera più competente al mondo del lavoro. Buona giornata a tutti. Bene, Diego. Eccomi qua, sono tornato. Eccoci. Raccontaci come hai portato avanti questo progetto. Sì, io mi aiuto con delle slide che spero si vedano. Se non si vedono non importa, le presento io. Sostanzialmente siamo partiti con un progetto che è stato finanziato da Union Camere, per cui si parte sempre dal fare rete e dal partire con appunto progetti condivisi a livello anche nazionale. Quindi un progetto che parte come idea con una formazione agli insegnanti per aiutare con appunto la coprogettazione, quindi una progettazione che sia utile per le scuole, per gli studenti, ma anche appunto per le imprese, perché la Camera di Commercio... Quindi preparare gli insegnanti ad aiutare gli studenti in questo percorso di alternanza sulle certificazioni. Esatto, quindi appunto riuscire a costruire un percorso che sia condiviso sia dal lato pratico, ma anche poi dal lato anche dei repertori condivisi, cioè parlare la stessa lingua, utilizzare, riprendo il concetto dell'Atlante del lavoro, utilizzare delle voci, degli strumenti che siano gli stessi sia dal lato scuola sia dal lato impresa. Questo facilita poi la discussione e facilita anche l'aspetto della concretezza sia in azienda che poi anche che anche a scuola. Noi abbiamo sperimentato questa attività con un istituto superiore, avevamo un esperto che è il nostro referente della Camera di Commercio per la parte di certificazione con l'estero, e avevamo anche un'azienda che noi abbiamo chiamato madrina per poter andare a testare sul campo quello che i ragazzi avevano imparato. E qual è il perché siamo partiti con questa sperimentazione che abbiamo chiamato PCTO, certificazione estero? Perché c'è una forte corrispondenza con una funzione istituzionale della Camera di Commercio, per cui avevamo le competenze già in casa per poterla testare. C'è poi un aspetto di sviluppo delle competenze digitali per i ragazzi e li abbiamo avvicinati ad alcuni strumenti che sono ormai degli strumenti di uso quasi quotidiano, che sono la firma digitale, il famoso SPID, la CNS, la Carta Nazionale di Servizi, e poi l'applicativo che le imprese utilizzano per richiedere alla Camera di Commercio la certificazione di origine, per poi poter fare le esportazioni, per andare poi a poter esportare in alcuni paesi. Abbiamo scelto questo ambito perché l'area della provincia di Vicenza è una delle aree più aperte al commercio internazionale. Ricordo solo che la provincia di Vicenza è al terzo posto per esportazioni,
dopo Milano è quasi uguale a Torino, pur essendo una provincia molto, molto più piccola. E poi avevamo una richiesta che ci veniva dalle imprese del territorio, perché effettivamente questa competenza, questa funzione, questa attività non è un'attività che si trova facilmente e che non viene nemmeno studiata in modo approfondito dai nostri ragazzi nei corsi di studio, per cui c'era la necessità da un lato delle imprese e poi la possibilità di testare appunto sul campo questa attività. Quindi questi esperti obiettivamente mancano. Ok, ti chiedo di arrivare alle conclusioni perché siamo un po' stretti con i tempi. Diego. Le conclusioni sono appunto che questo è stato assolutamente un percorso utile, ma che continuerà, che sta già continuando, e sotto l'aspetto poi del rapporto con la scuola e della costruzione del progetto magari lascio la parola ad Anna Maria Cardi, che dovrebbe essere collegata. Senti Diego, qui abbiamo Vittoria e Samuele che sono rimasti con me, forse tu non li vedi in questo momento perché sono nell'altra sedia. Che cosa potresti... Eccoli, adesso li vedi. Cosa puoi dire a loro che si devono affacciare al mondo del lavoro? Loro hanno fatto l'esperienza nelle buste paga, però anche questo tema della certificazione potrebbero prenderlo in considerazione. Sicuramente sì, perché anche Verona è una provincia e le imprese sono molto vocate all'esportazione. Ma diciamo che sotto l'aspetto che a me piace molto è un'attività molto pratica, nel senso che si vede effettivamente cosa c'è da fare quando ci si trova in azienda per poter esportare delle merci, perché magari si parla di internazionalizzazione, si parla di Made in Italy, ma poi bisogna vedere all'atto pratico cosa consiste questa attività, per cui si va proprio nel concreto e si va proprio nell'utilità, per cosa serve alle imprese e anche effettivamente cosa si farà quando si andrà in azienda. Ha degli aspetti molto interessanti, molto pratici, che magari appunto nella scuola si studia di più la teoria e si vede un po' meno in pratica. Grazie Diego, io saluto i nostri ragazzi, li mandiamo li mandiamo in giro per Job Orienta, vi saluto e vi ringrazio e continuo con Anna Maria Cardi dell'Ufficio Scolastico di Vicenza e che ci racconta come ha costruito il percorso di alternanza lato scuola. Anna Maria. Buongiorno. Ciao. Sì, buongiorno. Vorrei lasciare la parola ai protagonisti che purtroppo non sono presenti, ma abbiamo un video dove raccontano com'è andata. I ragazzi quindi? Insegnante e una ragazza. Benissimo. Se Diego Armesco vediamolo. Fa partire il video. Faccio partire io. Vi presento il progetto delle scuole, il progetto che hanno i ragazzi della quinta SIA realizzato in primavera di quest'anno, del 2020, un periodo particolarmente difficile. Ciò nonostante siamo riusciti ad iniziare e speriamo di portare a termine un progetto molto interessante in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza e supportato anche dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza. Perché questo progetto è importante? Primo, perché abbiamo realizzato un piccolo progetto online. Cosa abbiamo fatto di bello ed interessante? Allora, una responsabile della Camera di Commercio di Vicenza ci ha illustrato cosa sono i certificati di origine. Perché proprio i certificati di origine? Perché il nostro territorio, soprattutto l'Alto Vicentino, è un territorio vocato alle esportazioni. Qui con me è una studentessa della quinta SIA, Lucia, che ci illustra cosa abbiamo fatto durante questo periodo di ICTO, tutto online, funzionato come da apripista per i prossimi progetti che potranno essere realizzati all'interno dell'istituto. Ciao a tutti, io sono Lucia, sono una studentessa della quinta SIA dell'Istituto Basini. Inizialmente, una settimana prima di questo incontro, la professoressa di economia aziendale ci ha distribuito dei documenti che contenevano degli appunti preparatori appunto al corso base di internazionalizzazione. Il giorno dell'incontro inizialmente ci hanno presentato appunto qual era il significato del progetto, come sarebbe stato svolto, quindi in 2 giornate, una prima
giornata teorica, la seconda più pratica. La seconda parte dell'incontro è stata svolta in una giornata diversa, dove abbiamo incontrato i responsabili delle infocamere e attraverso il programma Certò abbiamo compilato il certificato d'origine seguendo ad esempio alcune fatture che ci avevano inviato l'incontro precedente. Io ho reputato questo incontro molto utile perché non specifica solo quello che facciamo a scuola, quindi tutte le cose che riguardano vendita e acquisto, ma anche le cose che troveremo al di fuori una volta finito le superiori. Bene. Ecco Grazie qua, Anna Maria, abbiamo bellissime queste testimonianze, bellissime. Ecco, ci tengo ad aggiungere che il video è stato fatto prima della conclusione del progetto perché poi Lucia e anche un'altra ragazza sono riuscite, nonostante il lockdown, nel febbraio di quest'anno, gennaio, a fare un'esperienza presso l'azienda che ci aveva aiutato a definire proprio i compiti che lo studente può svolgere nell'ambito proprio della certificazione di origine in azienda e quindi diciamo il percorso non per tutta la classe purtroppo per i tempi che correvano, ma per almeno 2 ragazze si è concluso con un'esperienza in azienda. Ma l'esperienza quindi sono riuscite ad andare o l'hanno fatto da remoto? No, sono andate proprio perché la presenza di studenti in azienda non è mai stata vietata da nessun DPCM e forse era più facile di adesso perché c'è di mezzo il Green Pass, prima non c'era, e quindi con tutte le dovute cautele e garanzie le ragazze sono state per una settimana l'altra presso la Castellana Italia, che è una grandissima azienda che conoscerete tutti per i suoi magnifici mobili e hanno Mobili che vengono esportati in tutto il mondo. Sì, in tutto il mondo, soprattutto in paesi extra Unione Europea e che questa procedura necessita della certificazione di origini, quindi loro hanno lavorato nell'ufficio nell'ambito delle spedizioni magazzino, dove per l'organizzazione di questa azienda è il luogo dove si richiedono i certificati di origine, dove si attuano tutte le procedure di esportazione, compresa appunto la richiesta alla Camera di Commercio del certificato di origine. Quindi hanno visto tutto il ciclo, si sono preparati e hanno studiato, hanno provato l'intervento di infocamere che doveva intervenire direttamente a scuola, ma per insegnare ai ragazzi a manipolare l'applicativo Certò, invece l'hanno fatto da remoto con degli account di prova, insomma è stata comunque molto valida l'esperienza e la struttura è la stessa del progetto che ha presentato la collega Laura Parenti, con la quale collaboriamo sempre per le buste paga. Il concetto è quello. Quindi prego. Sì, quindi questi ragazzi hanno fatto qualcosa di veramente pratico che poi con questi mobili che loro hanno accompagnato con il loro certificato realmente hanno preso il loro viaggio e sono andati verso l'estero. Quindi hanno fatto un lavoro vero. Sì, assolutamente. Non hanno simulato niente se non nella fase preparatoria. Ecco. Se mi consentite, io volevo solo mettere in evidenza alcuni elementi di qualità che già sono stati citati sia da Laura Parenti, sia dal mio dirigente, sia da Diego Rebesco. Sono la coprogettazione. Noi ci siamo seduti in febbraio 2020 a scuola all'Istituto Pasini con l'azienda, con i funzionari della Camera di Commercio e di Infocamere e abbiamo steso il progetto formativo individuando i compiti che i ragazzi potevano svolgere sia in Camera di Commercio, ma poi la Camera di Commercio non poteva per ragioni appunto legate alla pandemia ospitare nessuno, sia con l'azienda in rappresentanza del mondo delle aziende che esportano e abbiamo individuato con gli insegnanti, sono stati coinvolti ben 3 insegnanti di economia aziendale, di informatica e di diritto, che insieme hanno poi riconosciuto gli apprendimenti che i ragazzi hanno acquisito con questa attività nei voti delle loro discipline. Questo è stato l'altro grosso lavoro che abbiamo fatto, per dire l'azienda riconosce
che i ragazzi sanno operare nel contesto della certificazione di origine e più in generale nel contesto delle attività di export, ma dal punto di vista della scuola hanno avuto anche un voto in economia, un voto in diritto, un voto in informatica per le attività specifiche che questo progetto di PCTO ha coinvolto. Ecco. Questo è pure molto importante, è un diritto degli studenti a vedersi riconosciuti non solo in termini di competenze del profilo di lavoro conseguite, ma anche come voti, perché i PCTO sono un pezzo di scuola, non sono altro dalla scuola. Questo è un tassello che ci mancava fino adesso, abbiamo chiuso il cerchio, quindi gli studenti vanno a scuola, vanno in azienda, fanno esperienze, ritornano a scuola e quell'esperienza, oltre a essere certificata, poi ha anche un riscontro dal punto di vista del voto, perciò questi due mondi, tutti questi mondi, non due, tutti questi tanti mondi non sono separati tra loro. Grazie a voi della Camera di Commercio, quindi Diego Rebesco, grazie a te Anna Maria Cardi dell'Ufficio Scolastico di Vicenza, e adesso abbiamo l'ultimo argomento molto interessante di questo incontro, che è la rete delle Camere di Commercio all'estero, perché poi questi ragazzi hanno anche l'opportunità di fare delle esperienze all'estero. E abbiamo con noi Marcello Menichetti, che è il responsabile commerciale Desk Europa della Camera di Commercio italiana in Portogallo, che si collega da Lisbona. Ciao Marcello. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Marcello, io ho fatto tanti anni fa, avevo fatto un progetto proprio sempre per Union Camere di interviste ad alcuni ragazzi che avevano fatto delle esperienze all'estero, e alcuni di loro, proprio grazie alla rete delle Camere di Commercio, alcuni di loro era la prima volta nella loro vita che uscivano dalla propria regione o dalla propria provincia, non dall'Italia, perciò è una grandissima opportunità questa. Certo, è verissimo, ed è sorprendente vedere come questi ragazzi e ragazze riescono spesso a gettare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrano una grande capacità di adattamento e resilienza. Nella maggior parte dei casi è così, ed è bello da vedere. Qual è l'attività che voi prevedete? Che tipo di attività fai per questi ragazzi, Marcello? Ma guarda, di solito l'attività è un accompagnamento un po', se vogliamo usare un gergo commerciale, all inclusive, ovvero li accompagniamo dal primo momento che arrivano nel paese fino al giorno della partenza, e poi c'è tutto il lavoro preparativo, ovviamente, in accordo con la scuola e l'ente di invio delle Camere di Commercio italiane in Italia. E cosa fanno esattamente? Fanno attività di stage in Portogallo? Sì. Dove li mandate? Noi li mandiamo in tantissime realtà, noi facciamo valere la nostra presenza, la nostra esperienza come Camera di Commercio italiana all'estero. Noi siamo presenti, come tante altre Camere di Commercio italiane all'estero, nel territorio da molti anni, noi dal 1916, più di 100 anni, e facciamo valere quella che è la nostra esperienza nei vari settori dell'economia, e quindi siamo in grado di contattare le associazioni di categoria, aziende che stanno nella nostra orbita o sono anche nostre associate, e quindi abbiamo un ampio raggio di intervento, se vogliamo dire così. Quindi dalle materie più tecniche, noi siamo molto forti nella meccanica, la meccatronica, così come nel settore della chimica, le biotecnologie ad esempio, settori anche del sociosanitario, fino alla moda, viticoltura, di tutto e di più. E poi di durata inferiore abbiamo anche programmi che di solito facciamo in ambito PCTO anche per licei. Lì sono aree più amministrative, marketing e finanza molto spesso, con visite a istituzioni e altre attività anche ludiche. Quindi come preparate i ragazzi? Loro in questa attività di alternanza all'estero parlano inglese, immagino, non portoghese, come funziona? Ma qui poi si verifica un fenomeno molto molto bello, che è il linguaggio di chi ha voglia di avere una bella esperienza all'estero, e quindi ci sono spesso ragazzi anche poco preparati linguisticamente, può succedere però, è davvero bello vedere come riescono con la voglia di comunicare in un paese comunque ospitale come il Portogallo. Questo non costituisce poi alla fine un grande ostacolo, anche perché se ci sono delle materie un po' tecniche con un linguaggio specifico e proprio, a volte si ha anche una base comune di lavoro, e quindi la lingua può non essere un grande ostacolo. Comunque sì, è l'inglese, normalmente l'inglese.
Ok, quindi un Poi po' però se di no, la inglese, lingua un po' di Tanglish, un po' di creolo, un po' di tutto, alla fine ci si capisce, un po' di gestualità. Assolutamente sì, ed è davvero interessante, è un fenomeno bello anche da vedere, come dicevo prima. E questi ragazzi di solito quale fascia di età hanno e quali perplessità Ah. hanno anche le loro famiglie? I più giovani normalmente sono delle classi quarte. Quindi 17 anni. 17 anni circa, Mhm. sì, sì, sì. Le famiglie sono apprensive normalmente all'inizio, però posso dire che il tutto poi ha un buon fine e non ci sono grandi problematiche e scoprono poi i ragazzi di essere più maturi a volte di quanto non sembri anche le stesse famiglie. Bene, grazie mille, grazie mille. Ricordiamo, come abbiamo visto qui, che per far emergere questi ragazzi servono varie competenze, serve l'impegno di tutti. Abbiamo visto l'impegno delle Camere di Commercio con le piattaforme, la piattaforma per i curricula e la piattaforma per la certificazione delle competenze. Serve l'impegno delle scuole, perché le scuole si devono mettere a disposizione e cercare di convincere e proporre i propri ragazzi e prepararli. Serve l'impegno ovviamente della Camera di Commercio che crea un filo conduttore tra tutte queste realtà, Camere di Commercio in Italia, ma anche, come abbiamo visto adesso con Marcello, Camera di Commercio all'estero. Serve l'impegno delle imprese che devono accogliere questi ragazzi e fare in modo che questi ragazzi imparino qualcosa e fare in modo anche loro di mettersi in una disposizione d'animo di imparare qualcosa dai ragazzi. Quindi possiamo chiudere con un proverbio che abbiamo detto prima, che dice che per crescere un bambino, qui diciamo un ragazzo, ci vuole un villaggio, cioè ci vogliono tutte queste competenze. Vi ringrazio e buona mattinata a tutti e ci vediamo nel prossimo webinar, nel prossimo incontro dal vivo e online, dove parleremo della piattaforma per far incontrare la domanda e l'offerta. Appuntamento alle 12, state con noi. Grazie.